Buongiorno a tutti ragazzi, sempre belle notizie, insomma diciamo, in effetti sia la NASA che la ESA stanno studiando come riuscire a deviare l'asteroide Apophis, perché in effetti ci sono due asteroidi che sono diciamo pericolosi in questo momento. Il primo diciamo sarebbe il QV89 e l'altro lo conosciamo è Apophis. Quindi Apophis è quello là più pericoloso in effetti. Il primo QV89, che nome che ci hanno dato, passerà vicino alla Terra il 9 settembre, quindi tra pochi, più o meno, sì, fra un mese esatto, ragazzi. Oggi è il 9, sì, un mese esatto, ragazzi. Quindi è, diciamo, è quello meno pericoloso, ragazzi. Invece ci sta l'altro che fa paura, perché Apopis in effetti è molto grande. Questo ha un diametro pari a 340 metri ed effettuerà il suo viaggio vicino alla Terra ad appena 31.000 km. Ciao Christian. Quindi poi percorrerà lo stesso percorso almeno altre due volte. Ciao Christian. 2029 e 2068. Allora, sebbene fosse la prima volta non sarà un pericolo, ma la seconda volta, ragazzi, ci sta il pericolo che colpirà la Terra. Quindi diciamo che non la prima volta, cioè nel mo che passerà adesso, ma nel 2029, ragazzi. Quindi diciamo che questo qua fa paura, ragazzi. Quindi nel 2068 non importa tanto, quindi caso era qua Cristo, questo se arriva fa un macello quasi. Ciao Martino. Sì, sì, a livello sì, sì, non proprio mondiale, mondiale, ma continentale sicuro, sì. Quindi l'impatto, diciamo, le probabilità sono molto alte che possa, diciamo, impattare su di noi, perché ha paura che al primo passaggio, diciamo, il campo gravitazionale, come ho sempre detto io, possa spostare la rotta di Apopis e quindi quando raggiungerà il 2029 potrà essere un problema. Quindi in effetti questo coso fa paura. In effetti è stato dichiarato che la ESA, ciao, salutalo anche a lui, sia la ESA che la NASA starebbero lavorando per deviare questo grande asteroide. Quindi diciamo ragazzi che in effetti ci può stare tranquillamente, quindi già da tempo se ne parla di questo famoso Apopis come lo chiamano loro, quindi è molto grande ragazzi, quindi questo non è un asteroide, questo è proprio grosso ragazzi. Quindi se questo cade qualcuno dice ma che succede? La fine ragazzi, non dico di tutto il mondo ma pochi si salveranno, quindi forse chi ha costruito bunker, diciamo queste cose qui. No, veramente Massimo avevano dato, perlomeno da quello che ho letto pure io, ragazzi, io ripeto, quello che io prendo informazioni da tutto il web, sia italiani che esteri, quindi dicevano che sarà un inverno molto rigido, quindi ci sarà molto neve, a causa che pensano che nel 2020 inizierà questo, no era glaciale nel senso che si congelerà il mondo, ragazzi, io l'ho sempre detto, non si congela il mondo, in effetti si abbasserà la temperatura perché il sole è al suo minimo, quindi penso che sia un, diciamo, un inverno molto nevoso e molto rigido in effetti. Quindi diciamo ragazzi che la storia è questa qui. Poi per quanto riguarda diciamo le previsioni, ragazzi, l'estate dicono che il 15 di agosto si romperà e arriverà la pioggia, perlomeno da quello che ho letto stamattina, ma io non ci credo sempre. Sì,
Sì, sì, però guarda, io ultimamente leggo, a volte non li faccio certi video, però li evito proprio, però leggo che molti potenti, cioè chi ha i soldi, ragazzi, stanno costruendo vari bunker sottoterra con lastre di acciaio, e proprio per riuscire a stare, che ne so, una decina d'anni sotto il suolo, che in caso di tsunami, che ne so, terremoti oppure impatti di asteroidi, loro potrebbero sopravvivere per una decina d'anni sottoterra, quindi nascosto in una parte dell'Antartide più o meno, proprio sotto. Quindi stanno scavando questi tipi, quando stava tipo la guerra mondiale, questi bunker sotterranei a chilometri sotto la terra, quindi mo se non è un tanto ci sta, quindi in effetti molti costano un'ira di Dio farli, quindi se la possono permettere solo politici a livello tipo presidente delle Nazioni Unite e un presidente della Polonia, non uno come noi, diciamo, quindi ha un miliardario proprio di suo, quindi sono cose che possono fare solo chi tiene davvero i soldi, quindi sta chi già pensa alla fine del mondo, l'Apocalisse, ma come hai detto tu, bravo, se arriva alla fine del mondo e arriva Gesù Cristo, puoi fare tutti i bunker del mondo che vuoi, esci sempre fuori. Bravo, non ci starà santi, quindi puoi fare tutti i bunker che vuoi, esci, come dici tu, esci fuori al finale. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata, quindi massima attenzione a questo Apophis, come lo chiamano loro, e speriamo che, vabbè, 2029 ragazzi, e fra 10 anni siamo ancora giovani, dai. Che cosa, Christian? I bunker in effetti sono dei tunnel sotterranei che in effetti ci sono, è una casa, diciamo, come la casa che stai adesso, solo che sta a chilometri sottoterra, capisci? E poi intorno ci mettono, diciamo, delle lastre di acciaio spesse, che ne so, 3-4 metri, che così nessuna cosa che colpisca la terra possa andare a rompere questo bunker, diciamo. È tipo una cassaforte, Christian, ma gigante però, messa a chilometri sottoterra. Questo è, ci sta l'aria, ci sta tutto, ci sta il letto, la cucina, ci sta tutto lì. È una casa messa a chilometri e chilometri sottoterra, fatta tipo cassaforte con spessore esagerati di acciaio. Sta uno, ho letto su internet, che aveva fatto dei pareti di 20 metri di acciaio, una cosa che è inaudita, ragazzi. Cioè davvero dovrebbe arrivare, che ne so, un altro pianeta per romperla sta cosa, non lo so. Comunque sta gente che è fissata. No, hanno fatto la reazione, tutto, hanno fatto tutto, quindi se la sono inventati tutti al finale, non ti preoccupare Christian. Hanno ossigeno per oltre 20 anni, quindi si sono organizzati bene, non ti preoccupare su questo. È difficile, se riesco lo faccio, ti giuro, devo vedere se riesco a trovare i bunker come sono fatti, diciamo, internamente. Se riesco lo faccio, però devo pigliare informazioni. Va bene, ok, ciao Christian e ciao a tutti ragazzi.